Ben ritrovati Cattoliche dintorni. Sarà una puntata tutta dedicata allo STARS, il corso di laurea in Scienze e Tecnologia delle Arti dello Spettacolo, quello che vi presentiamo oggi. Apriamo la puntata parlando di Maybe Talent, un evento organizzato dagli studenti del laboratorio di organizzazione di eventi culturali appunto dello STARS. Vediamo com'è andata. Maybe Talent, il talento in campo, capirlo, mostrarlo, festeggiarlo. Questo è il nome dell'evento organizzato da alcuni studenti del primo anno STARS, nell'ambito del laboratorio di organizzazione di eventi culturali. L'iniziativa è nata dalla volontà di approfondire il talento e le sue espressioni nelle molteplici forme artistiche, dall'arte figurativa alla letteratura, dallo sport alla musica e al mondo della moda. Sono molto contenta dell'esperienza del laboratorio di organizzazione di eventi culturali organizzato dal corso STARS, perché col professor Pedrali abbiamo avuto la possibilità di imparare dall'A alla Z l'organizzazione di un evento. Alla fine degli incontri abbiamo steso un vero e proprio progetto pratico e alla fine siamo arrivati a questa serata in cui non abbiamo organizzato un solo evento, ma abbiamo accorpato eventi cinematografici, una mostra di foto, una sfilata. Siamo tutti molto soddisfatti soprattutto di essere nel corso STARS, perché in altri corsi non avremmo avuto la possibilità di organizzare questo, più che evento, questa festa. L'evento si è svolto al Fuoriporta Caffè di Brescia, in una serata che ha avuto inizio con un dibattito sul tema capire il talento. Per l'occasione gli studenti hanno invitato diversi ospiti, ognuno rappresentante di un particolare mondo artistico. Tra questi il gallerista Massimo Minini ed il giornalista Elia Zuppelli. Moderatrice del confronto Francesca Sandrini, giornalista del Giornale di Brescia. Stasera abbiamo degli ospiti che rappresentano molti settori diversi e accomunati però da ciò di cui dovranno parlare, che è il tema del talento. Il talento è stato scelto dai ragazzi, scopriremo anche perché gli studenti hanno scelto questo tema che sta loro molto a cuore. Abbiamo appena finito questo incontro che direi è stato molto interessante, perché abbiamo sviscerato un po' gli spunti di cui si parlava un po' prima di questo incontro, cioè il talento, le sue varie facce, le sue sfumature, come riconoscerlo, come capirlo. Direi che sono emersi diversi punti di vista interessanti da Menini, che raccontava un po' le sue sfumature legate al mondo dell'arte, alla sua esperienza di gallerista, piuttosto che una realtà come Talent Garden, che lancia i nuovi talenti, li raccoglie, gli dà una sede. Sera Tarantola, che invece ci ha parlato un po' del mondo dell'editoria, mentre invece poi l'ultima fase, anche quella legata allo sport, un grande ciclista come Bontempi, e poi un contributo mio e di Francesca Sandrini invece sulla parte un po' più giornalistica. Un secondo momento è stato dedicato alla proiezione di alcuni cortometraggi realizzati dagli studenti STARS, introdotti e commentati dal professor Matteo Asti. È stata anche allestita una mostra fotografica, una sfilata di abiti fatti a mano e un'esibizione di writers per tutta la durata dell'evento. Una mattinata insolita all'insegna della storia dell'arte è stata organizzata dagli studenti dello STARS in una scuola elementare media di Villanova sul Clisi. Vediamo insieme com'è andata. Gli studenti del primo anno STARS hanno partecipato al progetto Arte Scuola, Arte Contemporanea tra i banchi. L'iniziativa si è svolta nell'ambito del laboratorio di storia dell'arte, coordinato dalla dottoressa Maria Cristina Maccarinelli. Luogo dell'evento sono state la scuola primaria e secondaria di Villanova sul Clisi. Il contributo che ha dato oggi l'Università Cattolica è un contributo importantissimo, in quanto questi laboratori si sono potuti realizzare anche grazie alla partecipazione diretta degli studenti del primo anno dello STARS, che hanno seguito il laboratorio durante questi ultimi mesi del secondo semestre, insomma, con me. Per gli studenti è stata una grande occasione, perché oggi hanno avuto la possibilità di conoscere personalmente questi 8 artisti coinvolti nel progetto e di aiutarli nello svolgimento dei laboratori. 8 gli artisti che hanno tenuto i laboratori, aiutati dai ragazzi STARS.
I bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività, producendo delle vere e proprie opere d'arte. Tra i laboratori proposti, quello di Ginica del Segno. Questo progetto, questa disciplina che ho definito Ginica del Segno, che appunto lavora sulla motoria del corpo in rapporto all'atto del segnare, al segno quindi. Si tratta di una serie di movimenti diciamo, ispirati alle posture quotidiane dell'alunno seduto al banco. Questi esercizi che diventano esercizi di motore prendono forma attraverso dei segni che vengono lasciati sulla superficie di questi banchi. Un'esperienza diversa offerta dall'Università Cattolica che ha coinvolto gli studenti dello STARS in una giornata all'insegna dell'arte e della creatività. E ora vi presentiamo il libro di Roberta Patitucci, una studentessa iscritta al primo anno dello STARS, che ha per titolo Il tempo di un'estate. Roberta Patitucci, sei una studentessa dello STARS del primo anno e oggi ti intervistiamo perché è appena uscito il tuo primo libro, che si intitola Il tempo di un'estate. Da cosa nasce questo romanzo? L'idea del romanzo nasce da una piccola esperienza personale avuta al tempo del liceo, che poi ho deciso di scrivere rimodernandola e stravolgendola, prima per capirla e comprenderla io personalmente, poi anche per regalarla alle persone magari che possono, leggendola, capire meglio il primo amore, magari la prima cotta adolescenziale, e poi anche magari per una signora un pochino più adulta per ricordare il suo primo amore, quindi le sue prime esperienze. Quando hai iniziato a scrivere questo libro? Il libro ho iniziato a scriverlo in terza, quarta superiore, durante le lezioni soprattutto di matematica. Mi divertivo molto a scrivere, infatti in matematica andavo malissimo, e poi ho iniziato a farlo leggere alla mia professoressa di italiano, che ha fatto una faccia molto schifata nel leggerlo perché era una cosa illeggibile, molto più personale, quasi una pagina di diario che un libro. E poi nell'anno in cui sono stata in Germania per studiare lingue mi sono dedicata completamente al romanzo, ambientandolo in America piuttosto che in Italia, stravolgendo la storia, e quindi alla fine anche di me è rimasto pochissimo. Quindi che cosa è rimasta di questa storia? È rimasto un po' magari il sentimento, o nel libro si trovano anche molte riflessioni scritte in corsivo che sono riflessioni più personali, però proprio nel racconto vero e proprio di me è rimasto ben poco. In che modo ti sei riscoperta scrivendo questo libro? Hai conosciuto una nuova parte di te? Allora, all'inizio, appunto per questa esperienza, mi sentivo quasi derubata di una parte di me stessa, mi sentivo triste, non capivo ciò che era successo e se avevo io delle colpe o era stata tutta una mia fantasia. Scrivendolo è stato un modo per assorbire l'esperienza, capirla, comprenderla, e quindi mi ha portato anche ad una, fra virgolette, una crescita personale e anche caratteriale che mi ha reso anche più forte. Scriverai un seguito? Un seguito è ancora, ci sto pensando, per il momento mi dedico ad un altro libro che sto scrivendo, che parla sempre dell'amore, però incentrato sul tema della tossicodipendenza, dell'alcolismo, e per il quale ho sentito anche il bisogno di rivolgermi proprio a degli ex tossicodipendenti per avere un'esperienza più diretta e sapere di cosa scrivere. Anche nel secondo libro che stai scrivendo tratti dell'amore. Che cos'è per te questo sentimento? Non lo so, sinceramente. Secondo me abbandonarsi completamente, sinceramente, ad un'altra persona, lasciandole scoprire ciò che hai dentro, senza rimpianti dopo, ma anche senza freni, senza ostacoli, quindi abbandonarsi completamente e lasciare che questa persona ti scopri veramente, soprattutto che scopri i tuoi difetti e che li apprezzi come magari riesci ad apprezzarli tu. In questo è il tempo dell'estate, qual è il messaggio che vorresti lasciare ai tuoi lettori? Il messaggio è quello di godersi il primo amore, la prima cotta, quello che si pensa magari possa essere l'amore per sempre, e anche se alla fine questo dovesse finire, di prenderla come un'esperienza che comunque ti lascerà qualcosa dentro, quindi di non accantonarla e di lasciarle sempre un piccolo spazio, perché può servirti come ricordo, come esperienza stessa, e per non commettere magari gli stessi errori.
Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.